Ed è una buona sera quella che vi facciamo pervenire dal palazzetto dello sport di Cavezzo, perché si torna in azione, si torna a giocare, torna a rotolare il pallone su questo meraviglioso parquet e soprattutto comincia la nuova stagione di Modena Cavezzo Futsal e Olimpia Verona. Al momento, non avendo ancora visto bene Martinez, mi viene da dire quasi purtroppo, perché ormai gli altri due li abbiamo imparati a conoscere molto bene, ma io sono sicuro che anche il Raton riuscirà a farci urlare, a gioire. Anch'io sono assolutamente d'accordo con te. Il fisico mi sembra chiaramente quello di un pivot, però insomma attenzione a campo, c'è Dudu Costa dall'altra parte da solo, campo va da Dudu! E di chi poteva essere se non di Dudu Costa il primo gol della stagione del Modena Cavezzo? Avanti gli uomini di Chega! Ma di cosa stiamo parlando, Lorenzo? È sempre lui, è sempre Dudu Costa, bravissimo campo a intercettare questo pallone e servirlo con un diagonale preciso, perfetto, in cui Dudu Costa ha dovuto semplicemente fare quello che sa fare meglio, il gol. Giocatore straordinario. Che ho detto ai ragazzi quando sono entrato in spogliatoio quest'anno è stata: qui non si perde 10-0 perché faccio crollare il palazzetto, e non lo metto in dubbio. È una bella presentazione, insomma. Frigerio cerca di saltare Ieta, non ci riesce. Benzad si muove, deve essere più veloce. Benzad calcia! Massafra dice di no. Mente opposta. Massafra di testa, Amarante svetta, Fami, Bacoli e Michael. L'ha fatto un minuto in panchina il capitano dell'Olimpia? No, io non me lo ricordo. Attenzione, qui recupero palla, c'è Dudu Costa che può essere servito. Dudu spacca la porta, Dudu Costa, ha ragione l'arbitro, è vantaggio. Tutta la vita. Mi spiace. Attenzione, siamo già dall'altra parte. Bacoli da Frigerio. Mamma mia, cosa ha preso Juninho? Cosa ha preso? Cosa ha fischiato? Ha fischiato per il fallo da accumulare di un attimo fa. Sì, cosa che c'eravamo un po' c'eravamo un po' abituati a vedere 4-5 poveri cristi che tiravano la carretta e poi un gruppo di ragazzi giovani volenterosissimi che si davano tantissimo da fare, ma che attenzione ad Amarante! Mentre discutiamo, Amarante ci ricorda che lui è ancora qua, il nostro capitano gonfia la rete sull'assist di Benzad. Bravissimo ancora una volta Benzad a difendere questo pallone, a farsi spazio e a seguire l'inserimento intelligentissimo da parte del capitano e a servirgli questo pallone splendido in cui Amarante si è riscoperto attaccante, grande capitano. 2-0, c'è gloria anche per lui. Bacoli. Anche queste entrate stanno a significare tanto secondo me, Lorenzo. No, ma una squadra. Bacoli, attenzione la sponda, bella per Baldo, chiude Dudu Costa, Baldo ancora. Mamma mia Dudu, non lo lascia neanche un secondo, attenzione perché in transizione è importante questa azione. Ieta fa un'ottima conclusione, non sembra, ma va a rubare il tempo al portiere. Esatto, fa un'azione alla Ieta. Cuomo, Martinez e Dudu Costa si muovono i primi due. Cuomo va dentro, si va da Dudu Costa, Martinez si muove, vorrebbe ricevere il pallone, lo fa adesso. Che palla che ha messo giù Martinez, l'1 contro 2 di Martinez, punta alla porta. E questo è quello che sa fare meglio Lorenzo. Superiore di campo, Baldo, vediamo se Portinari non ha avuto l'istinto di buttarsi subito dentro, chiuso anche bene da campo. Portinari ancora, recupera il pallone a Ieta. Campo intelligentissimo comunque, Sì, Campo sta facendo un'ottima partita. Qui Alicante pisa benissimo per Ieta. Mamma mia, Alicante ho visto fare due cose in questa partita stupende. Il capitano Michael prova a disinteressarsi della marcatura di Cuomo, che però non lo lascia neanche un secondo. Va ancora una volta dall'altra parte Portinari, poi è Cuomo che prova a servire con un tunnel Martinez, lo scavetto! Cosa stava per fare lo scavezzo del Raton? Ha la personalità Ieta per decidere di prendere queste scelte. Adesso bravo Juninho, perché questo pallone era destinato all'avversario.
Portinari, F Michael, 50 secondi, Portinari, l'Olimpia Verona deve affrettare le conclusioni. Giunigno, attenzione, Ben Saad. Giunigno se la gioca. Il Modena Cavezzo Futsal vince la gara inaugurale della Serie A2 Elite Girone A e finalmente torniamo a vedere a Cavezzo una squadra con gioia, con voglia di giocare e di farlo anche bene, e io mi auguro che torni a farci vivere tante emozioni come questa.